Primi 6 colpi di mercato maturati nel tardo pomeriggio di lunedì, ma vediamo di conoscerli meglio. In casa Caracas si inizia a fare un po' di calcio mercato, come si deve. Iniziamo con il primo arrivo, Manuel Onega Camacho, ex rotonda in Serie D, è un centrocampista classe 93 ed è nato a Buenos Aires in Argentina, ma possiede il passaporto spagnolo. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Diconi Licate e il Troina. In Italia ha militato anche nella Sangiorgese e nel campionato spagnolo con la RSD Alcalá e a Gibilterra con il Mons Camp ed il Britannia. Rosario Costantino invece è originario di Palermo, è un classe 97, è un difensore centrale dei piedi buoni e può coprire anche il ruolo di mediano. È cresciuto nelle giovanili del Palermo, titolare inamovibile nella primavera rosanero. Costantino è reduce da una stagione positiva con la maglia della Don Carlo Misilmeri nel campionato d'eccellenza. Ha giocato anche in Serie C con le maglie di Gubbio e Alma Juventus Fano. Nella stagione 19-20 ha indossato la maglia del Palazzolo nel campionato di eccellenza Girone B. Poi, prima della sospensione dello scorso campionato di eccellenza, ha giocato una partita con la Pro Favara e subito dopo è approdato a Misilmeri. Terzo acquisto è Omar Diop, è difensore centrale senegalese classe 91, ex Enna nel campionato di eccellenza Girone B. Diop inizia la sua carriera calcistica nella Pro Sesto in Serie C1 e poi passa alla San Bonifacese in Serie C2. Dal 2012 ha sempre giocato tra Eccellenza e Serie D, ultime squadre di appartenenza Siracusa, Città di Scordia, Reale Avola, Biancavilla e Palazzolo. Quarto arrivo è invece il portiere Salvatore Di Carlo. È originario di Termini Merese, classe 89, è alto 1,89 e nelle sue recenti 2 stagioni ha giocato con il Licata e il Marina di Ragusa, entrambe in Serie D. Di Carlo ha disputato poi tantissimi campionati di eccellenza con squadre del calibro di Atletico Mazzara, Atletico Catania, Mazzara, Tor Sapienza, Vittoria, San Cataldese. Ha giocato anche con il Camara del Carini. In Serie D nella stagione 2009-2010 ha difeso la porta del Mazzara. Salvatore Di Carlo è cresciuto nel giovanile dell'Udinese. Quinto arrivo in casa biancazzurra è il forte centrocampista Pablo Cristian Piuca, ex Enna del campionato d'eccellenza, è nato anche lui in Argentina, esattamente a Buenos Aires. È un atleta classe 88, centrocampista moderno, bravo in interdizione e altrettanto a far ripartire le azioni. Inoltre abile sulle palle inattive negli inserimenti. Si tratta di un calciatore di grandissima esperienza e affidabilità. Dopo aver fatto la trafila giovanile nel Vélez, nel 2009 milita con la casacca dell'Almagro nella Serie B argentina. La stagione successiva si sposta e gioca ancora in Serie B, però in Uruguay con il Plaza Colonia. Nel suo curriculum c'è anche una stagione nella Lega Pro polacca. Quando arriva in Italia la sua prima squadra è il Verbano nel campionato di Serie D. Il resto è storia recente e tra i campionati siciliani dove ha militato ha giocato con Ragusa, Palazzolo, Biancavilla e ultimamente con Enna. Infine, la ciliegina sulla torta si tratta di un ritorno. L'attaccante Roberto Cortese, originario di Sciacca, classe 84, nel 2010 ha indossato infatti la maglia dell'Acragas nel campionato d'eccellenza, totalizzando 14 presenti e segnando ben 8 resi. Cortese, centravanti di grandissime qualità, può contare su un curriculum importante per avere militato in Serie C1 con il Taranto, Foggia e Paganese. È cresciuto, come abbiamo detto prima, nel giovanile dello Sciacca Terme e ha indossato anche la maglia della primavera della città di Palermo. Poi ha disputato tantissimi campionati di Serie D con le maglie della Foce Vara, Leonzio, Poggibonsi, Aderano, ha giocato anche con il Giarre. Infine, prima di approdare all'Agragas, è stato anche alla Nissa. Dopo i campionati di Serie C1 Taranto, Foggia e Paganese, è tornato tra i dilettanti con la Casertana in Serie D, ma non dimentichiamo che nel suo curriculum ci sono squadre come Acireale, Interreggio e Turris.